Hai visto come ha guardato male la vecchia signora? bellissimo. Ah, eccolo qua, grandissimo Il personaggio. Riccetto, Perché ci andate voi? Riccetto. Sì, Allora non ci torno più. non tornarci per davvero. Tu cerchi annati. Lui è Vincenzo Crocitti, che è uno dei grandi caratteristi anche questo del cinema italiano. Vedi Roma sommersa dai rifiuti, fin da allora non è colpa della giunta di Virginia Raggi. Beh. Ricetto appunto è il figlio di Alberto Sordi in Un borghese piccolo piccolo, mentre questo, che vediamo steso nella spazzatura totalmente strafatto, è Ray Lovelock, altro grande volto del cinema di genere di quegli anni. È completamente È morto l'anno scorso, povero. Bellissimo. Ma che cosa te ne fai? Se Però ti avvicini con alla- lo stesso problema di Lilli Carati, cioè una passione sfrenata Andiamo. per le siringhe velenose, per gli spruzzi della droga. Poi ne parleremo della povera Lilli Carati. Male. Questa è la comune. Ciao ragazzi. Era una scuola cantorum, come si vede sulla destra. Bellissimo questa inquadratura del musicante nel cappio. Dov'è il Nazariota? Allora, Aspetta fino a domani, poi ha detto che ti fa un culo così. quello Vedete si che può nella fare comune è un pieno di ma che soldi non ci sono, fricchettoni. non ci sono. Direi che è abbastanza evidente quello che pensa Nazariota. Fernando Di Leo dei vari fricchettoni. Pace e male. Mi avete Il chiamato, Nazariota ragazzi, stava che c'è? parlando con colletti bianchi, con persone che evidentemente non c'entrano con quell'ambiente, anche E tu che lo stai tanto taglieggiano. bene. perché ha un poco di buono. Subito tenta di allungare le mani su Lilli Che Carati. caratterino tiene qui, sei? E digli chi siamo, che non se lo ricorda. E infatti non ricordo. Come non Non ti ti ricordi? L'autostrada del sole, 2 giorni fa. Ma certo che ricordo, certo. Certo, ma lo senti? Questo è fuori di testa, te lo dico. Vabbè, ma voi siete una moltitudine, ragazzi, non è che uno si ricorda sempre Siccome di sei tutte molto tutte le simpatico, cose. siamo venuti a trovarti. Ah, vi ringrazio, è stato un piacere. Eccoci qua. Avete un posto, vorremmo dai. rimanere per un po'. Oh, il posto c'è, come no, solo che vedete oggi, qui bisogna pagare una retta. La retta? Ma hai saputo che nelle comuni si paghi una retta? Ma che cos'è, un collegio, E questa è una pensione a conduzione familiare. Certo. Va bene, la comune è una cosa superata. Qui c'è l'acqua da pagare, il gas, la luce elettrica, c'è il prelievo dei rifiuti solidi urbani. Sono gli anni Parliamo dei 70, non i rifiuti 60. Ah, munnezza, sì. avete Il visto capitalismo quando comincia a ci mettere sta lo l'ingresso? zampino. Qui siamo Lo in so, tanti, certo. non si può continuare così. Noi i soldi non ne abbiamo. E vabbè, pagherete in natura. Che cosa sapete fare? Te lo dico subito, siamo giovani, belle e incazzate, chiaro? Allora, Questo è uno cucinare, slogan sapete straordinario. cucinare, Siamo Esatto, giovani, esatto. belle e fare queste cose incazzate. qua. E le Sì, farete, ecco, ora sì, lasciatemi figurati, stare. lo fanno che per sta te. Quando arrivando loro il si incontrano tempo, sulla vorrei spiaggia, portarci. nella versione Ah, originale, certo, dove questo è quello volete, che vai, Lilli vai. Carati vai, dice vai. e Gloria Guida gli risponde Dai, sì, certo. anch'io sono giovane, bella e un po' incazzata. Beh. Gloria Guida è meno incazzata. Almeno di incazzate Lilli Lilli Carati. Ammazza quanti maschi, se ci mettiamo qui di sicuro si scopre. Ma dove ci mettiamo? Beh, addosso a loro. Beh, mi sembra Ma giusto. dai, questi un bagno non lo vedono più o meno da quando sono nati. Tutti drogati, tutti strafatti. E a quanto pare non c'è un buco libero. Mi sa che abbiamo trovato la soluzione migliore. Quando vogliamo scopare svegliamo i morti di sonno e quando vogliamo fumare veniamo qui, no? Ma ci sono dei bambini. Guarda, come sono carini. Ciao, io sono Pepita. Tina, come va? Bene. Lei somiglia tremendamente a Mia Farrow in gemelli. Rosemary's Baby. Marco Come È se vero. Rosemary avesse avuto 3 Qual è? piccoli Quale demoni Luca e anziché quale uno Tina? solo. Si riconoscono facilmente. Sono tutti e tre diversi, anche se sono Vedi, gemelli. senti di che qua Ho c'è avuto il un po' di genio. doppiaggio originale, Comunque, diverso da quello che questo sentivamo è poco Marco, prima. Questo è Luca e quello che hai preso in braccio è Tino. A Lilli non piacciono i È il bambini. più Ma piccolo. Lilli Carati è Cazzo, totalmente sconvolta dal fatto che in una comune piena di drogati ci sono 3 bambini piccoli. Schifo, Io volevo fare soltanto l'esperienza di essere madre. Sono venuti in 3. Che dovevo fare? Guarda che da questo momento puoi contare su di noi. Vi ringrazio. Ma vi sconsiglio di rimanere in questa stanza. Io non ci so fare. E loro frignano tutto il santo giorno. Sono nati rompicoglioni? No, non sono loro. Sono io che non ci so fare. Ve l'ho detto. Beh, andiamo a trovarci un posto. Giriamo un altro po'. Ciao, Dolce.
And is there all? Ah, che cos'è che hanno scritto su quel manifesto di Kennedy? Hanno scritto delle parole inglesi a caso. Ho visto che c'era Leopoldo Mastelloni, Mastelloni straordinario, in questa parte eccezionale, una sorta di mimo Finto questo. Sì, questo è il posto che starà fisso nella stanza dove stanno Gloria Guidi e Lilli Carati per tutto il film e non fa nulla, Certo, è meglio di 3 gemè. Oh, che vi siete messe con quello? che però è inquietantissimo, perché voglio dire, avere una presenza in camera. Duro come una pigna, eh? La sua grandezza attoriale sta anche nel fatto che appunto non fa un cazzo, non lo si vede quasi mai, ma lascia il segno. Beh, certo. Che c'è, Nervi, calmate, non vedi questa? Anzi, se fate carmo io. E mica solo a lei, pure a te te carmo. Mo perché voi mi vedete così, ma capisco a lei, io sono una potenza, rapido, non fa mica il monaco. E se non ci credete, provatemi. Ma che, con te? Sei diffidente. Smamma, riccioleva. Ma provate. Come dite voi maschi, me l'hai fatta ammosciare. È meglio per voi, perché se mi provate non riesce ad andare più con nessuno. Aria, riccioleva. Vabbè, me ne vado. Bravo, va. Comunque vedi che Gloria Guida è molto più accondiscendente rispetto a Lilli Carati, che ce l'ha con tutti, ce l'ha con la mamma, con i 3 bambini, ce l'ha con Ricetto, ce l'ha con il Nazariota, ce l'ha pure con Mastelloni, è incazzatissima. Però si spiega anche, c'è anche una sequenza verso la fine, la sequenza con il regista e la troupe, dove si capisce da che cosa le viene tutta questa rabbia e uno dice, beh sì, ha ragione. Ai Certo. piaceri della vita, ai piaceri della carne, ai piaceri del sesso. Contrariamente a voi, che voi mi sembrate due che a questi piaceri sono piuttosto inclinate. Sentite, perché non mi date una mano, eh? A fare che? Accontentare in tutto chi vi chiede tutto. Ci risiamo col discorso delle mignotte, eh? Ma io lo devo mandare avanti, questo discorso comunitario, questa associazione. E se viene qualcuno che vuole comunicare, io che faccio? Comunicare che cosa? Beh, Lilli il Carati corpo vuole è scopare il corpo con suo, chi ha voglia è il lei. corpo di tutti col vostro. Mentre il Nazariota Non diciamo è che vero. spinge abbastanza per avere, come dire, La base 2 della prostitute convivenza umana e fare è il la pappone comunicazione. in Se questa uno comune. vuole E magari comunicare, salvarsi il bisogna culo con accontentarlo. i che cazzo, lateri un poco di per comprensione. Certo, Va bene, ma va questo è bene, proprio appunto l'idea che Va aveva bene, se di sono Leo sporchi vi laviamo, e se non c'è il dei bagno centri con una sociali, catena, gli sciacquiamo le palle, ragazzi, dei non vi complicate giovani, l'esistenza. cioè di quello che era successo alla rivoluzione dopo gli anni Dell'utopia, della fine degli anni insomma. 60, dopo quello che era successo appunto del sogno utopico della fine del 68 in avanti. È molto critico, poi in realtà come sapete la lettura del cinema di genere di quegli anni, visto come cinema di destra, cinema fascista, di Leo era tutt'altro che fascista, ci mancherebbe altro, basta anche insomma ricordare i discorsi che inserisce, i discorsi politici che inserisce in Milano Calibro 9, però sicuramente non era vicino a questo tipo di protesta, come non è d'accordo in questa scena dove le due vanno al supermercato in modello esproprio proletario, rubano le cose così a casaccio. Oltretutto guarda le caratteristiche femminili che ha messo insieme di Leo, cioè è proprio a sottolineare l'alterità completa di Gloria Guida e Lilli Carati. Guarda, le altre sono tutte grasse, brutte, accollate, insomma sono delle sciurotte, invece loro sono giovani, belle, E incazzate. giustamente. L'acquapeio ha dato un casino di soldi, Certo. anche i Ritz, vedo i Ritz, poi lì c'è il mulino bianco.